E sul quarto binario ho visto un assembramento di gente, polizia ferroviaria, i militari della strade sicure, la sicurezza della stazione e i vigili naturalmente che armeggiavano su una macchinetta di quelle che danno da bere e da mangiare agli snack. E ho visto un uomo, era inginocchiato a terra, che non si muoveva, però non dava sensazione di dolore. E questi vigili che stavano armeggiando con le cesoie, quelle grandi, per tagliare le lamiere anche delle macchine e con una sega che non riuscivano a tagliare questa macchina per entrare e liberare questo signore che era con un braccio dentro. Una scena che Conte ha filmato tanto sembrava drammatica. Ci è voluta più di mezz'ora, i vigili del fuoco accorsi sul posto poco dopo le 23 per liberare l'uomo di età compresa tra i 40 e i 50 anni, rimasto intrappolato col braccio nel distributore di snack alla stazione di Mestre, mentre tentava di afferrare da sotto il prodotto che non era sceso. Sarebbe andato talmente avanti che il sistema del macchinario ha sbarrato il tentativo di recupero dal basso, chiudendosi come una trappola proprio sul braccio dell'uomo. C'era un pompiere, diciamo un vigile del fuoco che lo teneva sostenuto perché sicuramente era da quasi un'ora che era in quella posizione. Sì, che da quando gli è successo, che li hanno chiamati, che sono arrivati, che hanno cominciato i lavori, sarà stata un'oretta che è stato lì in quella posizione molto scomoda e che non poteva ritirare il braccio dalla macchina. Alla fine, perforando il rivestimento metallico, i vigili del fuoco sono riusciti a liberarlo e non è stato necessario alcun intervento medico, almeno sul momento. La polizia ferroviaria ha poi cercato di capire l'accaduto anche in termini di responsabilità nell'utilizzo del distributore che ha causato l'incidente e la macchinetta è stata sigillata in attesa di un intervento di ripristino.